Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti a tutti quanti. Allora, questo è un magazine di agosto, agostano, e noi parleremo insomma di quei film, no? Che girovagando sul web o in streaming magari andiamo a recuperare. Quindi io ne ho recuperato uno e Massimo ne ha recuperato un altro, secondo me più recente, perché è un film importante dal punto di vista della colonna sonora, no? Un film importante, come hai detto tu, perché è l'ultima colonna sonora di Ryuichi Sakamoto. Ma non solo per questo motivo, perché è veramente un film di una bellezza disarmante, sconvolgente e devo dire che anche abbastanza destabilizzante. È un film che molti hanno ritenuto simile a un capolavoro di Miyazaki, però in forma live action, quindi è come se vedessimo veramente un'opera di Miyazaki, di Hayao Miyazaki, ma dal vivo, con attori in carne e ossa. È una storia con diversi personaggi. Il film si chiama L'Innocenza e devo dire che finalmente gli italiani sono riusciti a dare un titolo molto più bello rispetto all'originale, che è Monster. C'è un significato perché si chiama mostro, perché uno dei protagonisti, un ragazzino, continua a dire io sono un mostro, io sono un mostro, io sono un mostro, e c'è anche un perché, ovviamente, non è buttato lì a caso. Però L'Innocenza racchiude il significato di tutto quello che sono i rapporti tra gli adulti e i bambini di questo film. Lungo, ma in questa sua lunghezza c'è una motivazione, perché dura 2 ore e 6 minuti, perché noi vediamo la storia che si dipana attraverso attraverso gli occhi dei protagonisti, ma attraverso anche quello che noi cerchiamo di percepire da quello che ci viene narrato, ma da diversi punti di vista. Quindi tutto quello che accade noi lo vediamo prima dal punto di vista del bambino protagonista, poi dal punto di vista della madre di lui, poi dal punto di vista dell'insegnante, poi dell'altro bambino amico del protagonista e via discorrendo. Quindi si diceva che c'erano 4 punti di vista, in realtà sono molteplici, perché si incastrano, si entrano in gioco molti dei protagonisti di questo film. E vedi la cultura nipponica, che devo dire a me ha lasciato un po' perplesso il rapporto soprattutto dei genitori con i figli, cioè gli uomini vengono fuori in maniera veramente devastante, cioè verrebbe voglia di prenderli a schiaffi. Comunque la cosa più bella di questo film, L'Innocenza per l'appunto, è non solo l'aspetto miyazakiano di tutto quello che è la conduzione registica. La sceneggiatura ha vinto all'ultimo festival di Cannes del 2023, a ragion veduta, strameritato, ma è la musica di Sakamoto che entra sempre sottilmente. Non ce n'è tantissima, entra nei momenti giusti, c'è sempre il pianoforte, lo strumento d'elezione di di Sakamoto, c'è quel pianoforte, un tema di uno straziante, di un nostalgico. Si capisce che di lì a poco Sakamoto sarebbe venuto a mancare. È quasi veramente il suo canto del cigno, la sua elegia alla vita. È vero che la colonna sonora non è tutta originale, nel senso che molti dei pezzi, visto che poi Sakamoto è venuto a mancare mentre ancora il film era in fase di montaggio, sono stati utilizzati alcuni temi, alcuni leitmotiv dell'album 12, che poi lascerò a Marco spiegare che cos'è quest'album, perché veramente si può chiamare il testamento di Sakamoto. Film che vi consiglio di andare a vedere al cinema. Io l'ho visto in lingua originale, tra l'altro. Sottotitolato magari, dillo. No, ovviamente no, l'ho sottotitolato. Prima di parlare di 12 volevo dire una cosa. Tu lo sei andato a vedere al cinema, no? Perché probabilmente forse adesso viene anche distribuito, ecco, però in realtà il film è di un paio d'anni fa. È del 2023, è del 2023 ed esce adesso perché lo distribuisce sempre la Chired, che è la stessa casa di distribuzione italiana di Miyazaki, cade a fagiolo. Però è proprio perché ha questa importanza, essendo l'ultima colonna sonora di Sakamoto, che viene ovviamente omaggiato e a cui il film è dedicato nei titoli di coda, e poi soprattutto perché ha vinto la sceneggiatura a Cannes. Allora, invece, per quanto riguarda 12, cioè ovvero 12, l'ultimo disco di Sakamoto, sì, Massimo, quel disco lì ho avuto modo di sentirlo più volte.
è una bella botta, ecco, come si suol dire. È un Sakamoto ormai ridotto all'essenziale, una scrittura molto scarna, dove c'è questo pianoforte, sì è vero, ma veramente fa delle armonie appena accennate, delle melodie appena accennate, e sotto questa elettronica che sa di spaziale, ma in realtà c'è dentro proprio quasi una visione mistica, nel senso quasi la sacralità della vita e del suo sapere perfettamente della sua malattia e del tempo che gli rimaneva. Addirittura pensa Massimo che in alcuni dei brani lui ha appositamente lasciato il suo respiro, cioè il suo respiro mentre suonava. In sostanza, quindi è un album toccante, un album che chi conosce la musica, anche tutto il percorso ovviamente stilistico e musicale di Sakamoto, ascolta questo ultimo album, avrà questo senso di liquidità, di aleatorietà ai massimi livelli, che credo poi nel film, perché io non l'ho visto invece il film, renda proprio al massimo, ecco. Sì. Io passerei però a un argomento, diciamo a un film invece più allegro, via, andiamo estivo, perché girovagando appunto sui canali in streaming sono andato a beccare un film che non avevo mai visto, si chiama The Lovely, così facile d'amare, del 2004. Protagonista Kevin Kline e una bellissima Ashley Judd, sulla vita di Cole Porter. Cole Porter, grandissimo compositore americano, conoscevo molto della sua musica, però non mi ha mai affascinato più di tanto. Ebbene, questo film per me invece mi ha dato la possibilità di conoscere per il grosso della musica di Cole Porter, e adesso sono diventato un fan di Cole Porter, anche se qualcuno dice che come film non è che sia un capolavoro, probabilmente non lo è, ma non è neanche un filmetto così, anche perché ha un cast d'eccezione. Si ripercorre la vita di Cole Porter, che vi voglio dire, un uomo di colore, gay, molto ricco di famiglia, e questa è già una cosa che ad esempio lo distingue dagli altri grandi nomi dei musical americani, prima di tutto Gershwin e via dicendo. Insomma, stiamo parlando di un personaggio veramente atipico, con questo rapporto assolutamente particolare con la moglie, eppure nonostante l'orientamento sessuale dell'uno era completamente incompatibile appunto con lei, invece c'era un amore profondo tra i due, combattuto ma comunque profondo, che è continuato per tutta la vita. I brani di Cole Porter sono ognuno un mondo a parte. Anche se le canzoni superficialmente uno può, come posso dire, racchiuderle all'interno di un'era che era quella del musical, della golden age del musical, in realtà ogni canzone è un mondo a parte dal punto di vista dei testi, dal punto di vista melodico, armonico, e quindi la sua grandezza è anche questo, cioè il fatto di essere un artista multiforme. Io voglio ricordare, così magari ve l'andate a vedere, ma magari ve l'andate anche a sentire, che popò di cast ha questo film, perché c'è una serie di cantanti, di reali cantanti, delle star, che hanno messo la voce, ma non solo la voce, le loro performance attoriali all'interno di questo film. Sto parlando di Robbie Williams, Alanis Morissette, che non me la sarei mai aspettata, che canta Let's Do It, peraltro, Sheryl Crow, Elvis Costello, lo stesso Kevin Kline, Mike Hucknall, che sarebbe il cantante dei Simply Red, Diana Krall, Vivian Green, Natalie Cole, per dire, e lo stesso Cole Porter che canta You Are the Top. C'è praticamente una sorta di filmato amatoriale che lui fece ai tempi, che viene, questo lo posso dire, viene fatto vedere appunto nei titoli di coda del film. Quindi, se non conoscete Cole Porter, oppure se lo conoscete, andate a vedere questo film, anche perché a differenza degli altri, di un altro film, se non ricordo male, Night and Day, mentre Night and Day era edulcorato, si bypassavano
interi capitoli della vita di Cole Porter, invece in questo no, assolutamente no. Quindi allora, Sakamoto da una parte, Cole Porter dall'altra, noi comunque vi auguriamo una grandissima estate e buona musica. Buona visione e buona estate.